Ed eccoci qua su questo balconcino prelibato della locanda d'Orta. Sono con lo chef Stella Michelin, che si dovrebbe vedere qui con il sottotitolo, Andrea Monesi. Ecco, Andrea Monesi è un po' la terza generazione di questo ristorante che ha una storia, si chiama Locanda d'Orta, siamo sul lago d'Orta, di fronte c'è Orta San Giulio, l'isola di San Giulio. qui siamo a Orta e di fronte c'è l'isola di San Giulio che chiaramente è raggiungibile ed essendo un'isola chiaramente staccata, quindi c'è un servizio chiaramente proprio qua di fronte se non vale errato. Esattamente. Ecco qua, quindi siamo con il nostro chef che è qui dall'inizio di questa storia che ha 8 anni, 9 anni. 8 anni. Ecco, quindi sono 8 anni tra l'altro di Stella Michelin praticamente, cioè di Quasi tutti e 8, tranne i primi 2. Sì. Diciamo che Orta San Giulio è anche particolarmente nota per un altro ristorante, per un cuoco, anzi devo dire, insomma il cuoco televisivo, no? Ormai per antonomasia lo vediamo nelle pagine insomma, dei giornali, anche degli sponsor, no? Dei vari di prodotti chiaramente di grande qualità, che è Antonio Tonino Cannavacciuolo, che è un po' appunto di tutti questi chef che si sono susseguiti qui in questi 8 anni alla locanda d'Orta. Ecco, quello che io posso dire è che la locanda d'Orta è proprio ad Orta, ecco, quindi è proprio nel punto proprio di fronte, se vogliamo. Quindi adesso sono degli edifici storici, devo dire, anche molto, molto bello. Comunque là qua dietro c'è veramente il lago e qui comunque il contesto è piacevole, la sorta anche quasi di Venezia, mi verrebbe quasi da dire, perché avete avuto anche l'acqua alta. Purtroppo ecco, quindi sì. ecco, c'è stata un'occasione che purtroppo non è come a Venezia, dove magari è meglio. Ecco, qui in questo caso, come dire, È un po' penalizzante. capita ogni. Ecco, però può capitare ed è appunto capitato. Bene, quindi ecco c'è questa storia che prosegue con più o meno la stessa equipe, questa continuità anche insomma di cuochi che hanno lavorato questo celebre ristorante che sta comunque all'ingresso di questo luogo che, se vogliamo, una piccola Zermatt, se mi posso permettere. Qui, come dire, il sindaco e comunque i cittadini di Orta hanno pensato di limitare il traffico, cioè di lasciare le auto appunto fuori e di che questa è una sorta anche di penisola, no? In un certo senso. Sì, La assolutamente, penisola sul lago, a metà del lago. Qui c'è questa parte che si allunga, non è proprio il solito cap come il Cap d'Antibes, è come dire, proprio un piccolo, come potremmo dire, argentario, no? Molto argentario, no? Che è più grande, quindi diciamo un po' più in piccolo. Quindi è un luogo effettivamente insomma, delizioso. Poi un polo gastronomico, se posso permettermi insomma di fare i complimenti al lavoro che avete fatto, la scelta Grazie. comunque è stata fatta da alcuni imprenditori che hanno deciso e hanno fatto dire molto bene, perché finalmente il posto merita, è un posto molto apprezzato dalla clientela internazionale, avrebbe bisogno di più visibilità, mi immagino sia più noto il Lago Maggiore rispetto al Lago d'Orta, però insomma anche il Lago d'Orta comunque ha le sue frequentazioni, non so quali sono gli stranieri che più vengono qui. Molti svizzeri, olandesi e francesi. E che sono poi qui, insomma, siamo qui, ecco, siamo a ridosso, magari conoscono più loro di noi, ecco, detto sinceramente io sono uno degli ultimi, devo dire solamente grazie a questi ristoranti che poi insomma non sono neanche storie recenti, perché qui il sorriso sì. a Soriso, no? A Sorriso che sta qua vicino, è stato un celebre 3 stelle Michelin dato per tanto tempo. Quindi ecco, una zona gastronomicamente molto interessante per i ristoranti, per i prodotti che poi sono anche vini, ottimi vini che si possono degustare qui con lo chef, con una sommelier, Sara che si occupa appunto dei vini, che tra l'altro abbiamo provato. Questo è un finale di serata in questo locale che poi è ristorante gastronomico con la Stella Michelin, ma in realtà c'è anche una terrazza. C'è anche una terrazza dove vi è situato il bistrò, vista lago, una terrazza che rimane sopraelevata rispetto a tutti i tetti di Orta e quindi si gode di una bellissima vista sull'isola. Ecco, quindi qui c'è il terrazzino
ecco, quindi delizioso, sempre chiaramente prenotato, ma basta farlo in largo anticipo. Poi abbiamo le coperte all'interno di questa sala, poi mi dicevano che d'inverno avete una cantina. D'inverno abbiamo una cantina Ecco. dove vi sono altri 4 tavoli. Ecco, quindi mentre invece, non oggi perché c'è stata pioggia, e comunque c'è comunque qui nella corte, se non vado errato, ci sono altri, che sono poi i tavoli invernali della cantina ovviamente. Esatto, ecco, quindi praticamente diciamo, sì. insomma, fino a una ventina di coperte che uscite comunque. 20-25. Ecco, questo tutti i giorni, escluso appunto il martedì. No, io lo sto raccontando perché trovo molto interessante questa attività, cioè anch'io vorrei essere il proprietario di questa attività che funziona molto bene, perché poi i clienti proprio scelgono magari di fare una serata qui, una serata sopra. Esatto. Ecco, quindi provano tutte e due lavorano poi sempre con la cucina supervisionata dallo chef. Poi in realtà c'è proprio una cucina sopra, che siamo al terzo piano, quarto piano, proprio in cima, il roof, ecco, e quindi c'è questa cucina supervisionata da lei, c'è quindi un servizio separato. Sì, su 2 cucine diverse, con Ecco. 2 linee di cucine diverse. Ecco, quindi devo dire, insomma, una formula molto interessante, i risultati tra l'altro sono buoni, perché il pubblico comunque, nonostante si debba parcheggiare fuori le mura, diciamo così, fuori Sì. appunto proprio dal centro storico, c'è questa cosa che comunque alla fine non frena, ecco, quindi la clientela viene molto piacevolmente appunto in questo posto, e quindi ecco il cuoco, quindi Andrea, come dire, lei quindi nasce gastronomicamente con Cannavacciuolo o c'era qualcosa prima? No, io nasco inizialmente al Novecento a Maine da Matteo Vigotti, per poi spostarmi a Novara da Marta Grassi e poi arrivare qua in locanda 8 anni fa. Ecco, quindi c'era questo ristorante che fu tra l'altro un po' criticato da un critico, insomma, che comunque ha una certa età, ecco, quindi è una cucina moderna, quella che si faceva al Novecento. Sì, sì, sì. Era Nov, era scritto staccato se non ricordo male, aveva una particolarità, Sì. ecco, quindi ha avuto anche una stella Michelin, Sì. quindi ha avuto questo periodo sul lago, poco distante da qua, e come dire, sì, a suo modo ha fatto epoca, quindi insomma comunque lei è sempre affascinato da questa cucina creativa. Assolutamente sì. Ecco, fra i piatti, diciamo, di questa cucina, sì, criticata da Raspelli, detto chiaramente, ma se Raspelli scrive di un ristorante e documenta quello che a lui è capitato, qualcuno magari può piacere. Ad esempio, io ho molto apprezzato la sua recensione, anche se lui, come dire, non è stato contento, perché evidentemente ha gusti diversi, ecco, quindi chiaramente non bisogna mai prendersela più di tanto. Quindi insomma un cuoco, cioè un cuoco che cucina, crea, no? queste cose, poi rimane qualcosa, visto che qui c'è anche un bistrò, no? Quindi si creano magari dei piatti, qui si sperimentano dei piatti che funzionano, magari poi vengono fatti al bistrò. Io penso sempre a questa continuità. Sì e no, No. nel senso che sono 2 linee di cucina simili ma allo stesso tempo diverse. Sopra offriamo un servizio più easy, più da vero e proprio bistrò. Sì? Quindi andando su classici no? Spaziando tra classici del territorio Ad esempio cosa c'è qua in questa zona qua? Ecco, qual è il piatto simbolo? un piatto forte in Piemonte, sicuramente la tartare. Ah, quindi Piemonte. Ecco, quindi, perché qui siamo sì Piemonte, ma ad esempio Siamo al limite tra Piemonte e Lombardia. so che Villa Crespi, almeno anni fa, rientrava anche nella guida di Milano. Non so, del Gambero Rosso, sono queste guide che vengono fatte, perché in realtà sembra essere ancora, no, a nord di Milano, ecco, quindi, Sì, però sì. ecco, di poco, ecco, detto sinceramente. Sì, Quindi sì, il Piemonte, effettivamente siamo nella regione Piemonte, quindi dicevo un piatto. Sì, un piatto che proponiamo sia sopra che sotto, chiaramente in maniera totalmente diversa l'una dall'altra, è la tartara di Fassona piemontese, dove sopra viene fatta in maniera classica della tradizione, sotto viene rivista un po' più in maniera moderna, Quindi diciamo. carne e pesce in ugual misura, secondo come potrebbe essere considerato questo ristorante? Carne e pesce in ugual misura, direi di sì. Sì. Tradizione e innovazione anche cercano di viaggiare di pari passo.
Chiaramente la tradizione viene affiancata da tecniche odierne e quindi la tradizione viene esaltata, direi, da Certo. qualcosa in più. E poi la tradizione lo sono, utilizzo, non so, dei canestrelli, della capasanta. No, qua non è la zona prettamente, però in carta abbiamo ad esempio il coniglio tonnato, che Sì. è un incrocio tra il classico vitello tonnato piemontese e il tonno di coniglio, che sono due piatti tipici piemontesi. Qua sotto al gourmet abbiamo in carta questo piatto che mixa, diciamo, i due piatti in un unico piatto. E quindi vi è un piatto tipico della tradizione, ma rivisto sicuramente nella mia ottica, diciamo. Quindi un suo maestro, quale potrebbe essere? Sicuramente Marta Grassi a Novara è stata un mio grosso Qui, maestro. abbiamo detto il ristorante? Tantris, Tanto, sì, esatto, un ristorante storico ancora che tiene la stella Michelin. da 20 anni. Perché lei è di là. Sì, io sono di Novara. Ah, ecco, quindi proprio Sì, Novara, la City, diciamo, in provincia appunto di Novara. Una donna. Una Quindi donna, una sì. donna, ecco, una donna piuttosto che un uomo, perché se fosse un maschio cosa le verrebbe in mente? Sicuramente il mio professore di scuola è stato un mio grandissimo maestro, sia dal punto di vista teorico ma ancora di più pratico. Mi ha insegnato cosa voleva dire vivere nelle cucine, quello senza dubbio. Mi ha insegnato il rigore, mi ha insegnato l'etica soprattutto della professione, cosa che oramai penso che pochi insegnino a scuola. E visto che siamo sul lago, abbiamo detto pesce e carne in ugual misura, però chiaramente il pesce di mare per lo più. Pesce di mare sì, per scelta mia, nel senso che apprezzo profondamente il pesce di mare, non disdegno assolutamente il pesce d'acqua dolce, ma con una clientela prettamente straniera è più difficile anche proporlo, diciamo, un pesce d'acqua dolce. Ho in carta spesso durante il periodo autunnale e invernale l'anguilla, sia perché io sono per metà di origine veneta e quindi è un piatto a me a cuore, sta a cuore assolutamente, ma è un piatto anche che in giro si trova poco, quindi mi piace proporlo a mio modo, ma mi piace Qual è il suo poterlo modo offrire. adesso così andando a... Mischio anche qui la tradizione con l'innovazione, nel senso che l'anguilla classica alla brace, come si fa in Veneto, viene aggiunto un procedimento successivo che è la bassa temperatura per ammorbidire le carni. Poi dice Veneto, ma in realtà l'anguilla è di Comacchio, no? E quindi è chiaro che viene anche fatta, insomma, lei Veneto di Venezia? Rovigo. Rovigo, ecco, quindi sì, più vicini appunto a Comacchio, a ridosso, diciamo che effettivamente le zone appunto sono quelle. Quindi come la fa? Come la prepara? Come andrebbe fatta l'anguilla? Io la faccio con dei cipollotti e dell'aceto di Xeres, che è un aceto spagnolo. Xeres, che sarebbe... È un sì, vino dolce liquoroso. cioè, Xeres della frontera, quindi ecco, quindi una sorta di Pedro Jiménez, no? Esatto. Usa questo... Uso l'aceto ricavato da questo vino, sì. Quindi, e per quanto concerne invece l'anguilla, che magari a Comacchio, come dire, ha un, non so, magari viene... La pelle viene praticamente cucinata, quasi bruciata, no? Esatto. Che viene usata praticamente come piatto, in realtà voi chef chiaramente Noi la stellati, eliminiamo, ecco, la usiamo solamente per preservare la carne dallo shock termico che ha sulla brace. La usiamo per le braci, proprio eliminano la grassezza delle carni, e poi per renderle più morbide vengono finite a bassa temperatura. Poi ci sono i dolci, per i dolci c'è un pasticcere. Per i dolci abbiamo il nostro pasticcere, assolutamente, e anche lì possiamo trovare dai dolci classici piemontesi come il bunè durante il periodo autunnale e invernale, siccome siamo a ridosso delle montagne, utilizziamo molto anche fragole e fieno, e spaziando anche tra la classici dessert che possono essere cioccolato e pere e quant'altro. Quindi diciamo un piccolo Villa Crespi comunque che si trova tra l'altro in un'area gastronomicamente, abbiamo detto, molto importante, 3 stelle Michelin, 2 stelle Michelin, poi un cuoco insomma sempre in televisione. È chiaro che
secondo me la concorrenza rafforza anche la proposta, no? Di tutti, quindi anche la clientela. Chiaramente io penso non solo qui, ma non so, in Costiera Amalfitana, ecco, il fatto di avere celebri ristoranti permette poi di alzare il livello della Certo, zona. Ecco, certo, quindi, certo, ecco, assolutamente. quindi se il vostro locale si permette di avere un pasticcere, insomma, insomma, fare un certo tipo di cucina, quasi di osare, penso anche addirittura alla seconda stella, nel senso che comunque c'è un locale molto noto vicino, che quindi, ecco, quindi questo forse permette, aiuta, ecco, a fare questo, perché insomma la stella Michelin è stata appena confermata. Ecco, Diciamo che ci ecco, da stimola in Andrea. continuazione a Ecco, migliorarci. ecco, quindi il livello è molto alto di questa area, non solo per la bellezza, diciamo, della natura, il fatto che poi ci sono delle colline da cui puoi vedere il lago, l'effetto, devo dire, arrivando è molto bello, perché è vero, insomma, ormai il Masterchef ci insegna, no, le trasmissioni televisive a guardare solo il piatto, ma il piatto va apprezzato. Ad esempio noi siamo qui in un contesto appunto molto bello, dove poco fa c'erano due cosiddetti Romeo e Giulietta, ecco, quindi hanno passato sicuramente una serata molto, molto bella e quindi molto, molto piacevole, che quindi insomma, poi se prima dicevamo Venezia piuttosto che Verona, anche qui sul lago d'Orta comunque ci sono delle belle cose, quindi particolari soddisfazioni. Tra l'altro il ristorante è aperto tutto l'anno, o È quasi. aperto quasi tutto Eh, l'anno, tranne gennaio e febbraio, che abbiamo un periodo Vabbè, di un chiusura. po' di riposo, insomma, mi sembra più che giusto, anche andrà da qualche parte, insomma, no? Anche lei è comunque fare cliente, immagino, insomma. Ogni tanto, Ecco, sì. insomma, mi fa piacere. Locanda, tra l'altro, non così tanto per dire, perché qui ci sono delle camere. Sì, abbiamo delle camere Mm. con 3 suite e altre 6 camere standard. Ecco qua, quindi c'è anche la possibilità appunto di parcheggiare poco distante, comunque di arrivare col bagaglio, sistemarsi e godere chiaramente questa, insomma, piacevolezza appunto del lago, sia estiva quindi che primaverile, quindi quello può essere il momento migliore. Personalmente apprezzo di più le mezze stagioni, la Mm, primavera e l'autunno per mm, godersi il lago sono le stagioni mm, migliori. mm, mm. Mentre noi invece abbiamo fatto questa cosa praticamente poco dopo Ferragosto e c'è stata anche della pioggia. Quindi grazie al nostro chef che ha riconfermato per la terza volta la stella Michelin qui, che da 8 anni praticamente regna appunto proprio sul lago d'Orta, di fronte all'isola di San Giulio. Esatto.